Sono iniziati gli scavi sull'isolotto di via Pusterla, indagine archeologica propedeutica al via ai lavori sul ponte. Con gli scavatori in azione la cittadinanza si è però immediatamente preoccupata. In quella zona infatti dovrebbe sorgere una centralina elettrica. A pochi metri dal simbolo della città, dove ogni anno migliaia di turisti scattano fotoricordi, non è probabilmente la scelta più adatta. Usare il condizionale è quindi d'obbligo anche perché la Giunta ha espresso chiaramente il suo parere contrario. Lì non deve essere costruita. Questa è la preoccupazione anche del Comune di Bassano, che ha deliberato come giunta e come consiglio comunale la propria contrarietà in maniera netta. Sono due cose diverse. Teniamo presente che la centralina deve essere autorizzata dalla giunta regionale, che ad oggi non l'ha autorizzata, e quindi insomma, noi chiederemo alla giunta regionale che, siccome pensiamo non sia opportuno, come abbiamo detto in maniera chiara con un voto del consiglio comunale, che quello non è il posto ideale per una centralina di questo tipo, mantenga questo orientamento. Ci si prepara alla battaglia dunque con il comune che ribadisce il proprio secco no alla costruzione di una centralina che quantomeno cambierebbe uno degli scorci più belli del Veneto. Nel pomeriggio intanto summit in comune con l'avvocato che sta seguendo la causa sui lavori del ponte, un brief per decidere come procedere e quali opere svolgere in attesa della decisione del TAR.